Il più cordiale dei saluti dalla terza pagina della vostra emittente preferita, quella che vi informa quotidianamente sui fatti, sugli avvenimenti del vostro territorio. Abbiamo messo insieme le migliori televisioni in tutto il territorio nazionale e abbiamo proposto questa terza pagina per darvi quel minimo sostegno che è possibile dare con la cultura. Oggi saremo al Teatro delle Voci di Fondazione Cassamarca e come ospiti 3 professionisti superlativi. The Trio: Glauco Bertagnin al violino, Francesco Padovani al flauto e Giuseppe Barutti al violoncello. Permettetemi un ringraziamento alla Box Record, Alex Milanese e Davide Florian, che ci hanno aiutato per realizzare questa bella produzione. Ospite The Trios: Glauco Bertagnin al violino, Francesco Padovani al flauto, Giuseppe Barutti al violoncello. In London Trios, 4 composizioni originariamente scritte per 2 flauti e violoncelli da Franz Joseph Haydn durante il suo secondo soggiorno in Inghilterra. In questa puntata sono trascritte per violino, flauto e violoncello. Ma ecco in dettaglio il programma. I 4 divertimenti del London Trios di Franz Joseph Haydn avranno questa sequenza: numero 1, numero 3, numero 4 e numero 2. A concludere, come annunciato, di Antonio Vivaldi, il concerto in sol minore RV 103. Buon ascolto.
Signori e signori, Francesco Padovani al flauto, Glauco Bertagnin al violino e Giuseppe Barutti al violoncello. Posso annunciare lo stesso anche se... No, ma penso mi sentano. Sì. Ho la voce un po' chiusa perché sono leggermente raffreddato. E eseguiremo, torniamo a Londra, eseguiamo un allegro della trio sonata di Giuseppe Sammartini, che era un oboista dell'orchestra di Handel e tra i fondatori, con il fratello, del genere sinfonico. Allegro. Francesco Padovani, Glauco Bertagnin, Giuseppe Barutti. Grazie. Chiediamo un altro bis. E vi salutiamo con un largo dalla stessa trio sonata di Giuseppe Sammartini.
Ancora una bella terza pagina dedicata alla cultura. L'Elzeviro che questa rete vi ha portato in casa, speriamo vi abbia dato quel minimo di sostegno. È quello che vi possiamo dare, ma ve lo diamo davvero con tutto il cuore. Noi ci siamo. Grazie e alla prossima.